Dobbiamo Aprile, smetterla cioè quindi sempre di rimpallarci le questioni, mh. perché non c'è stata nessuna messa a disposizione, diciamo, di fondi da parte del Veneto per dire signori facciamo un accordo, anticipiamo e andiamo avanti. Da questo punto di vista il Veneto non può sempre gridare colpa allo Stato deve e poi faccio quello che voglio. Attenzione, su questo c'è una corresponsabilità della regione anche sotto questo profilo. L'attacco frontale è arrivato nel corso dell'ultima puntata di Ring, condotta da Ferdinando Avarino. Inutile predicare l'autonomia per poi chiedere sempre strumenti e risorse a Roma. Il pensiero del consigliere Dem Graziano Azzalin, che porta l'esempio della cassa integrazione in deroga. Tra gli ammortizzatori sociali che richiedono più tempo, sia di istruttoria che di liquidazione, fra Regione, Ministero e INPS. In questo caso la Regione poteva fare da sé. Potevamo, come hanno fatto anche e possiamo ancora, come hanno fatto in altre parti d'Italia, grandi comuni, cito per esempio l'ultimo in ordine Ravenna e quant'altro, hanno anticipato la cassa integrazione ai loro concittadini e con un accordo diciamo, con l'INPS e gli verrà poi versato diciamo, il dovuto un po' in ritardo, proprio per non sapere aspettare. Nulla vietava che l'efficiente Veneto, voglio dire, no, attuasse anche un'iniziativa di questo genere. Quanto alla richiesta di Zaia, confermata anche al governo, di votare a luglio, l'opposizione resta netta. È una velleità perché sa benissimo che non è possibile convocare i comizi elettorali in questa situazione per una questione di sicurezza e di regole, perché da questo punto di vista è in perenne ritardo. Intanto, proprio in queste ore, il senatore democratico Andrea Ferrazzi conferma come a Roma stia emergendo in modo chiaro l'orientamento di un unico election day in autunno, regionali e comunali insieme. Per Ferrazzi anche un modo per risparmiare milioni di euro.